Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi è la giornata di cultura popolare all'interno dell'intero stock Cultura e Arte di Radio Libertà. Cultura popolare, quindi il contenitore pop, non può che non rivolgere la sua attenzione alla giornata di domani e a quella di mercoledì. La giornata di domani, oltre a essere, tradizionalmente si dice, e così è passato da secoli, il martedì grasso del carnevale, martedì grasso, e anche la giornata internazionale del gatto, del micio, del felino domestico. Mentre mercoledì non può che presentarsi ancora una volta, come tutti i mercoledì dopo il martedì grasso della storia, il mercoledì delle ceneri. E questi sono i due argomenti di apertura. In realtà noi non possiamo fare a meno di parlare del trapazzo di Pino Colizzi, che secondo me è stato la voce più bella mai registratasi nella storia del teatro e del cinema italiano. Era soprattutto doppiatore, ma è stato anche attore. E poi ancora sfruculiamo lungo la scaletta. Cos'è la topofilia? Non è l'amore per il topo, né del resto si oserebbe parlare del topo quando in realtà siamo nei giorni del gatto. Non fosse altro perché gli ossimori così banali non ci piacciono, ma è l'amore per un luogo, un determinato luogo. Noi siamo attratti lungo questa china inesorabile della topofilia, siamo attratti da alcuni luoghi anziché da altri. È un fattore psicologico, è un fattore di identificazione geografica e oserei dire paesaggistico-culturale, e il luogo da noi preferito poi è lo specchio della nostra anima. I villaggi vacanza stanno per esalare l'ultimo respiro. Sono stati i grandi protagonisti degli anni d'oro, in particolare degli anni 80 e 90, ma direi che da metà anni 70 hanno vissuto la loro pagina incantata. I villaggi vacanza sono stati, certo, voi direte, per quelli che insomma come me non sono più giovani, sono stati la nostra gioventù, il sogno incantato di riuscire a trovare diciamo una comunità lontano dalla nostra piccola patria, a volte anche il più lontano possibile, dove vivere in una sorta di paradiso terrestre. Ma questo paradiso non c'è più, forse perché ne sono stati cacciati Adamo ed Eva. E poi ancora ritorniamo a quel gusto della storia della radiofonia. Abbiamo qualche mese fa celebrato, si fa per dire, perché certo suona un po' antipaticamente buonista parlare delle altre radio, ma poi quando queste altre radio non hanno le stesse nostre finalità, né culturali né politiche, non vedo quale sia il problema. La radio che oggi è compleannata con gran prestigio, grande festa soprattutto a Milano, è Radio 105, che compie 50 anni. Nasceva infatti il 16 febbraio del 1976, in un contesto in cui a poco nascevano tutte le maggiori radio cosiddette private, e che val bene ritornare ad assaporare. Allora, domani è la giornata del gatto. Quanto amore per il gatto. Il gatto ci abbaglia, il gatto ci seduce, il gatto ci strega. Qual è la differenza del gatto rispetto al cane? Il cane ricambia sempre il nostro affetto in maniera diretta, a volte esclusiva, compiacendosi di essere accarezzato e di poter a sua volta in qualche modo ricambiare. Il gatto non si comporta così.
spesso è fuggente, ma come si dice, in amor vince chi fugge. E noi in qualche modo desideriamo più il gatto che il cane, anche se poi è ovvio c'è chi ha in casa molti cani e chi ha invece, per una scelta forse un po', mi si permetterà, razzista, soltanto dei gatti. Bene, noi avevamo parlato l'anno scorso, mi sembra 2 anni fa, perché il tempo appunto fugge come l'amore, avevamo parlato assieme a Igor Sivaldi, che spero presto di riavere tra di noi sulle nostre onde. Lui farà anche un seminario di cui vorrei parlare sul problema dell'ombra, ma ecco, con lui si era parlato del gatto perché lui lo considera appunto un animale totemico di grandissimo valore, pronto così a accompagnarci nella nostra vita proprio come un fattore di fortuna. Esiste in Italia un paese detto dei gatti? Sì, ci dovete andare assolutamente. E così anticipiamo anche l'argomento della topofilia. Certamente che se andate lì voi dimostrate di amare non solo i gatti, ma appunto qualcosa come ambiente di riferimento, come residenza, che ci assomiglia o dove loro si trovano meglio. È la cittadina di Nonio, segnatevela, Napoli, Otranto, Napoli, Imola, Ascoli. Magari anche venendo da Torino, da Genova, dall'Emilia Occidentale o dalla Lombardia, non potete non trovarla. E lì ad accogliervi c'è tanto di cartello, la città dei gatti, ed è sul lago d'Orta. Trovo un'associazione felice quella del micione, e per le strade di Nonio ne trovate tanti, ma non è solo quello il fattore rilevante, del micione con una località posta sul lago. Lo vedo meno associato al mare, nonostante la famosa canzone di Gino Paoli. Comunque Nonio è in una posizione straordinaria, anche climaticamente felice, posizionata sulla costa occidentale del lago d'Orta. Sapete quanto il lago d'Orta sia ricco di vicende, storie, segreti esoterici, a cominciare ovviamente dal famoso covo di vipere che animava l'isola di San Giulio. Ma l'intero lago, che insomma è stato sempre al centro dell'attenzione di un turismo non maggiore ma minore, ma molto mirato e quasi geloso delle sue scelte. Poi dopo ritorniamo sulla questione del turismo oggi con la crisi dei villaggi vacanza, ma questo tipo di turismo ha sempre preferito il lago d'Orta al lago Maggiore o ad altri laghi del nord perché insomma il bacino lacustre è più piccolino, visitabile in un'intera giornata, con grande ludibrio insomma di chi evidentemente vuole immergersi in maniera completa, ecco, nelle sue dolcissime acque, senza esagerare, perché il rischio è comunque quello poi di non tornare indietro, vista anche una relativa profondità che appare maggiore rispetto a quella che solitamente si immagina per dei laghi piccoli. Ma a parte l'isola di San Giulio e a parte Orta città che ci è invidiata, si può dire, da tutto il mondo, è proprio la costa occidentale che si inerpica lungo i tornanti che poi possono portare anche a Varallo Sesia, oppure nelle valli appena a nord del lago stesso, tutte interessantissime perché abitate anticamente dai Walser, l'antica popolazione di origine germanica. Quindi questa costa è di un'assoluta bellezza vergine, oserei dire, non è stata mai sverginata, scusate la battuta un po' da cafone,
però in realtà noi proprio in questo paese, scelto dai gatti perché non frequentato troppo dagli uomini, dagli esseri umani, noi ritroviamo quella serenità, quella tranquillità, quella dolcezza che si confà a una figura così in qualche modo autocontrollata, regale, dignitosa, ma dolcissima, come appunto quella del gatto. Quindi mi raccomando, Nonio vi aspetta, e non sto parlando da parte della Proloco o di qualche altra realtà, anche se devo dire, e concedetemi questa battuta che non è degna di un grande gastronomo, ma è comunque degna di qualcuno che ha sempre apprezzato anche i vantaggi del palato. I ristoranti della zona sono davvero molto stimolanti sotto tutti i punti di vista, come gran parte comunque dei ristoranti piemontesi, si intende, terra di Piemonte, anche se qualcuno sostiene, e ha ragione, che la lingua locale del Lago d'Orta sia comunque un misto di lombardo e piemontese. Ma qui ritorniamo su quegli argomenti un po' sfiziosi, spinosi e dannosi che non trovano mai una loro soluzione. In ogni caso, il Lago d'Orta è anche terra di passaggio fra il Novarese vero e proprio e la Val d'Ossola. La Val d'Ossola è sempre stata terra di libertà, di autonomia, un'enclave quasi miracolosa all'interno delle Alpi, assieme ad altre che hanno proposto delle soluzioni di forte sensibilità verso il federalismo stesso. E comunque, ritornando al gatto e finendo il discorso, questa associazione del 2026 fra Martedì Grasso e Giornata del Gatto appare quanto mai curiosa, molto, come dire, eccitante, perché il gatto ne combina davvero di tutti i colori, magari di nascosto, ma li combina. E il Martedì Grasso è stato istituito tantissimi secoli fa proprio come ultima spiaggia del Carnevale prima della Quaresima. Nella Giornata del Gatto si può fare quello che si vuole, sicuramente con la libertà che è tipica del gatto, ma soprattutto il Martedì Grasso si poteva sempre mangiare la carne, certo in un mondo in cui la carne era qualcosa di ambito e desiderato e raramente usufruito. Ma ritorniamo a quei solidi e virtuosi principi secondo cui appunto non è necessario essere per forza vegetariani o vegani, ma perlomeno non mangiare troppo la carne, e non mangiare, dice così l'insieme di tutte le sagge parole non solo del Vangelo ma della tradizione religiosa più autentica e profonda. Per tutta la Quaresima non la si mangia la carne, bisogna trovare altre soluzioni, alternative. Non dico che non possano essere comunque anch'esse di origine animale, per carità, però sicuramente l'aprirsi della Quaresima, adesso ci arriviamo col mercoledì delle cenere, cioè il prossimo 18, segna comunque, al di là delle basi religiose cristiane, segna appunto quella esigenza improrogabile di riuscire a darsi una quadra, cioè quindi quasi un'autofustigazione necessaria che qualsiasi civiltà, anche non cristiana, in qualche modo si impone, nella misura in cui, in attesa anche della cosiddetta primavera e di una stagione più solare, vera e propria, c'è un'età di mezzo, vibra un'età di mezzo, c'è un momento di passaggio che appunto dura 40 giorni, abbiamo già detto quanto il numero 40 in esoterismo e in cultura popolare sia fondamentale e decisivo, basterebbe pensare al novile in astrologia, ma appunto per 40 giorni insomma in qualche modo bisogna fermarsi, bisogna riflettere, bisogna ritrovare quella parola interiore che in qualche modo ci allontana dalle fatue conversazioni degli amici veri o falsi e ci induce a ragionare sul senso ultimo della nostra vita. Quindi il 18, mercoledì delle ceneri. Cospargiamoci di cenere, perché sei venuto dalla cenere e nella cenere ritornerai. Mamma mia,
che tristezza ragazzi, eppure anche la tristezza può convivere in mezzo a una vita di allegria. Si dice che gli uomini più allegri del mondo, sempre pronti a divertirsi, a far l'amore o a vivere giornate piene sotto ogni punto di vista, abbiano dei momenti in cui sembrino completamente diversi da quello che appaiono nella maggior parte dei casi. Quindi, certo, in qualche modo mercoledì delle ceneri la riflessione sulla morte non come fine della vita, attenzione, ma come contraltare della vita stessa, in cui ritrovare il senso vero e proprio della vita. La vita non sarebbe vita se fosse solo vita. Un gioco di parole abbastanza stucchevole, direte voi. Sì, è così, perché noi possiamo, come diceva Leopardi, godere delle cose soltanto dopo una pausa, dopo una privazione. Se noi continuiamo lungo una certa direzione a vivere in una certa maniera, non ci divertiamo neanche più e siamo più cattivi e tristi di quelli che invece rispettano queste ricorrenze in qualche modo. Mercoledì delle ceneri è poi una ritualità anche certamente religiosa, che aveva una volta una sua più impressionante coda di messe e di funzioni che forse non esistono in nessuna parte cristiana del mondo, esistono più naturalmente, proprio perché nell'epoca contemporanea la dimensione della mortificazione è stata apparentemente superata da altre forme di comportamento. Però è bene sapere che mercoledì è anche il giorno di Mercurio e quindi secondo una liaison che abbraccia così il mondo cristiano e diciamo calendaristico in senso astrologico da una parte e quello che può essere invece la realtà più mitologica, Mercurio è comunque proprio l'antico Hermes, colui che è in grado di razionalizzare quello che ci sembra irrazionale, e soltanto razionalizzando tutto quel fuoco che noi abbiamo dentro e che abbiamo vissuto e che vivremo fino al martedì grasso durante il carnevale, soltanto depurandolo, quasi alchimisticamente deprivandolo di quella forza primigenia, noi possiamo ritornare a vivere. Quindi, cosa diceva Caterina Caselli? Si muore un po' per tornare a vivere. Le canzoni degli anni 60 erano anche insegnamenti morali, che ora è difficile trovare fra le note musicali, ma vedremo sicuramente Sanremo. Colgo l'occasione per un ricordo personale, capita durante le mie trasmissioni, ed è il Carnevale di Fano di 50 anni fa. Era martedì grasso, era la fine di febbraio, era una giornata di un caldo straordinario, attorno ai 20, 21, 22 gradi, cosa che sulla riviera adriatica raramente avviene d'inverno. Mi ricordo, ero a Urbino a svolgere le funzioni di studente, certamente è goliarda perché non si può fare a meno, come dicevo prima, di inseguire la serietà con la vita e la vita con una forma più severa di comportamento. Insomma, quella martedì ero là a Fano in una giornata soleggiata a vivere uno dei più bei carnevali della mia vita, perché certamente Fanum Fortune, lo ripeto, è una di quei gangli vitali della nostra penisola che ci permette ogni volta che ci andiamo o la visitiamo virtualmente attraverso filmati o che, di recuperare il senso ultimo del destino, del nostro destino, Fanum Fortune appunto. Il Carnevale di Fano è uno dei più belli perché non ci sono grandi carri come a Viareggio, ma c'è una voglia quasi folle di liberarsi dalle
fatiche e dalle tristezze. C'è una simmetria con Viareggio, perché Viareggio inaugura la nave dei Folli sul Mar Tirreno e Fano la nave dei Folli sul Mar Adriatico. Braccio di ferro fra i nostri due mari, che sono per noi italiani i mari più belli del mondo, per noi padani e per noi italiani, certamente, non dimenticando mai che sul Tirreno domina ancora la grandezza della superba Genova e sull'Adriatico della serenissima Venezia. Non dimentichiamocelo mai. È morto Pino Colizzi. Pino Colizzi è stato uno dei più grandi doppiatori romano, i doppiatori italiani, era diventato anche il presidente della Società Italiana dei Doppiatori. È stato anche un attore, un grande attore, ha lavorato nel Padrino parte seconda, ha lavorato in alcuni sceneggiati televisivi, diciamo poi De Gustibus, molti lo ritenevano anche un uomo affascinante dal punto di vista fisico e psicofisico, ma certamente una cosa va detta: è stata la voce più bella della storia del cinema e del teatro italiano. È difficile spiegare il fascino della voce di Pino Colizzi. Tenete conto sempre che lui, pur essendo romano, assumeva appunto le tonalità standard. Voi direte, certo, ma come può esistere una tonalità standard? Se uno ha un po' di orecchio capisce che Rognoni è settentrionale e che Pino Caruso era siciliano. D'accordo, però all'interno di questo mondo complesso che è il mondo italofono, uno standard italofono è stato possibile raggiungerlo appunto soprattutto negli anni d'oro, quando evidentemente serviva paradossalmente unificare maggiormente l'Italia, cosa che non deve essere vista a priori come negativa, ma come un passaggio obbligato e necessario, e per riuscire poi a capire il senso ultimo del vero federalismo, che non è andare contro l'intera nazione, ma a favore di una nazione più vera, più profonda e più ricca. A parte questo, Pino Colizzi era straordinario. Questa voce al tempo stesso passionale e controllata, che veniva dal profondo, senza mai risultare cavernosa. Questa voce che assumeva volta per volta, a seconda delle persone doppiate o interpretate, tonalità tragiche o comiche. Questa voce che riusciva in qualche modo a creare pace con la nostra coscienza e con noi stessi. Non dimentichiamo che il teatro, il cinema, la televisione, ho molto cara personalmente la televisione, perché è il teatro e il cinema che entra dentro casa nostra, come il gatto. C'è un parallelo fra la TV e il gatto. Ebbene, non dimentichiamo mai che questa realtà è una realtà che ci deve anche insegnare, ci deve guidare, ci deve moralmente accompagnare e lenire i nostri dolori. Questo oramai avviene solo raramente, perché c'è stata una decadenza del mezzo, non ci sono dubbi da questo punto di vista, ma personaggi come Pino Colizzi si stagliano ancora anche dopo la morte come imperituri, modelli, esempi di come noi abbiamo vissuto un modello di realtà da tubo catodico, che ha costruito anche da una parte la nostra psiche e dall'altra la nostra civiltà. Una civiltà ormai matura, certo, pronta al federalismo, al riconoscimento finalmente delle piccole patrie, ne parlavamo l'altro giorno con Tonini, ma una civiltà che doveva passare attraverso anche quel livello di coscienza e di conoscenza che ci veniva appunto
anche regalato attraverso il doppiaggio di film americani, di film francesi, di film dell'Europa orientale, che arrivavano nelle nostre case grazie a quelle voci che tutti conosciamo, che sappiamo, che è anche e soprattutto la voce di Pino Colizzi. Pino Colizzi, pensate alla voce, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione, appunto, no? Quanto sia importante sotto tutti i punti di vista, naturalmente, perché è una vibrazione intima, profonda, non è musica pura, è quasi apparentata più con l'arte e con l'immaginazione, perché effettivamente la voce di Pino faceva immaginare mondi meravigliosi che soltanto in quella maniera noi riuscivamo ad abbordare. Che la terra ti sia lieve, e forse se noi andremo, certo è un po' mortuario, ma siamo oramai vicino a mercoledì delle ceneri, andremo ad auscultare sulla tomba di Pino, quando sarà il momento risentiremo ancora quella voce, quel fascino, quella inesorabile volontà di parlare al mondo intero attraverso l'anima. Siamo verso la fine della prima parte, per cui induco con un atto proditorio la nostra bravissima Natalia a chiudere il sipario della prima parte. Adesso il break. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia. Che cos'è la topofilia? La topofilia non è l'amore per i topi e non è neanche la volontà da parte del gatto di riuscire a cacciare i topi per procurarsi da mangiare. La topofilia è l'amore per un luogo, topos. L'uso del termine topos in greco, trapassato poi ovviamente prima nella lingua latina e poi in quella italiana, è abbastanza ambiguo e articolato, perché in letteratura, qui parlo da critico letterario, in questo caso, in letteratura chiamiamo topos un modo di trattare un certo argomento in una determinata maniera che diventa caratteristica di un certo autore. Per intenderci, naturalmente, Pirandello, quando imbastiva i suoi drammi o le sue meravigliose narrazioni, e mi viene in mente il Fu Mattia Pascal, adottava dei topoi
che richiamavano soprattutto la falsa identità dei personaggi, cioè un'identità mascherata, e il topos della maschera, che vi ho già ricordato e che diventa dominante nella cultura europea proprio nel corso degli anni 30, 40 e 50, addirittura facendo sostenere ad alcuni che le grandi dittature comuniste e fasciste avessero amato in particolare il concetto di maschera. Del resto siamo sotto Carnevale e quindi appunto di Scherzo vale, e la maschera a Carnevale è un dono di Dio, oserei dire, nella misura in cui ci dà la possibilità di riuscire a fingere qualcosa di noi per poi togliercela nuovamente e ritornare liberi. Ma la topofilia, vi dicevo, è l'amore per un luogo determinato, un luogo che forse noi non conosciamo neanche prima di conoscerlo, prima di sapere dov'è. Noi durante la vita facciamo diversi viaggi, c'è chi viaggia di più, c'è chi viaggia di meno. Non ha importanza se i nostri viaggi durano un mese, un anno, se sono crociere, se vanno a pescare, si dice, alle nazioni più nascoste del mondo, oppure semplicemente, come proponevo io una volta, si dilettano di vagare per la Padania scoprendone tutti i posti nascosti, o per l'Italia stessa senza andare oltre i famosi confini. Non ha importanza, ci sarà sempre prima o poi la scoperta di topoi, cioè luoghi, che in qualche modo ci sono affini. Perché preferiamo, secondo la cultura popolare, perché preferiamo quel luogo lì anziché un altro, il lago d'Orta anziché un altro lago? Perché preferiamo Genova Nervi a Genova San Pier d'Arena? Perché preferiamo la riviera del Conero rispetto alla riviera della costiera amalfitana? C'è qualcosa, dice la psicologia, che in qualche modo ci assomiglia. La geografia è lo specchio dell'anima. Vi dicevo già altre volte che esiste una geografia sacra, nel senso che ogni posto comunque è l'orma di un dio, e esiste un genius loci perché rappresenta questo mito, come appunto l'isola di San Giulio nel lago d'Orta, o la rocca di Ventimiglia. Però nella realtà la scelta che facciamo è la scelta che seleziona quel mondo mitico a seconda di quello che effettivamente ci piace. Scatta quindi la topofilia, qualcosa che ci permette, che so, di comprare la casa appunto a Viareggio anziché a Fano. Due città tutte e due degne anche di essere villeggiatura sia estiva che invernale, complici carnevali naturalmente, ma la scelta che faremo dipende da 10.000 fattori che certo, voi direte, riguardano non solo l'ambiente ma anche la parlata locale, la capacità di trasmettere qualcosa da parte di quel luogo che asseconda i nostri gusti e la nostra realtà. A volte la topofilia ci manda a scegliere dei luoghi vicini e lontani che ci assomigliano in maniera più diretta, no? E a volte invece la topofilia ci rimanda proprio a ciò che è completamente diverso. Quindi chi si innamora dell'India, del Guatemala o del Perù, in realtà si innamora di qualcosa che apparentemente non c'entra niente con se stessi. Ma appunto, prima vi citavo l'ombra e le ombre di Jung, di cui parlerà presto Igor Sibaldi, ma nella realtà probabilmente, anche se ci sembra così diverso da noi quel paesaggio naturale ed umano, è anche comunque una parte della nostra interiorità, di qualcosa che noi abbiamo sempre rifiutato proprio perché rappresenta la parte nascosta della nostra personalità. Vi faccio un esempio personale come al solito e non accusatemi di autoreferenzialità, perché penso che in questo caso l'esempio sia molto azzeccato. Io non amo le isole,
Perché non amo? Perché Andrea Rognoni non ama le isole? Non la Sicilia e la Sardegna che sono grosse, le isole relativamente piccole, no? Come l'Elba, anziché le isole Tremiti, come tutte le altre isole del Mediterraneo o dell'oceano. Perché non amo le isole? Perché il concetto di isola è qualcosa che non è consustanziale alla mia personalità. Nessun uomo è un'isola, diceva Thomas Merton. Nessun uomo è un'isola e quindi l'isola in qualche modo ci relega a una situazione di condannato, di prigioniero, ma questa è una versione rognoniana della realtà, perché invece c'è chi ama, ne conosco tantissimo, andare tutte le estati alle isole Eolie e a risultare felice in una maniera inebriante, in una maniera impossibile. E poi certamente vi dico, ma forse è un pretesto o è laterale la questione, ma io in un'isola cosa ci faccio? Quando ho visitato la cittadina che sta sull'isola e sono andato a vedere rapidamente le sue coste, che cosa faccio d'altro? Ecco, e qua ci induce a un'altra questione che è in questo caso rognoniana, ma può essere benissimo di tantissime altre persone che condividono la mia sensibilità, quella del movimento, della scoperta, del movimento. Se io non posso scoprire più qualcosa e ho attorno soltanto il mare, io sono prigioniero di quella realtà e quindi qui non scatta quel meccanismo di topofilia. Quindi ecco allora una topofilia da parte mia che mi induce a terre più continentali, non lontane dal mare, perché io adoro il mare, ma non ditelo troppo in giro, e come ho già detto le prime città che mi vengono in mente sul mare sono la Superba e la Serenissima. Ma un conto è amare il mare, un conto vederlo dalla costa o scenderne giù e immergersi, un conto è stare in mezzo al mare in maniera esclusiva, allontanandosi troppo dalla civiltà. Non è qualcosa che appartiene alla mia sensibilità, al mio modo d'essere, il modo di fare. E poi entrando nel particolare, io vi citavo prima il Conero anziché la costiera amalfitana. C'è qualcosa che attira le persone del Conero proprio perché il Monte Conero si erge isolato rispetto a tutto il resto della costa che è più piatta, quella o comunque non particolarmente accidentata, quella marchigiana naturalmente, e quindi in qualche modo richiama, ecco qui già elementi di psicologia che possono essere interessanti, la voglia di guardare dall'alto una parte più pianeggiante, pur ovviamente rimanendo vicino al mare e non isolandosi eccessivamente, mentre la costiera amalfitana viene ritenuta da qualcuno, nella sua bellezza folgorante, si intende, nessuno vuole offenderla, viene ritenuta troppo a picco, troppo ripida, no? E anche qui è molto importante questo concetto, la paura di cascare giù. Se io vado sulla costiera amalfitana o sulle Cinque Terre, ho paura di strapiombare nel mare. C'è un problema psicopatologico, è evidente, no? Non solo per me, ma per tutti quelli che provano questa determinata realtà. Quando invece il declinare della collina verso il mare è più dolce, questo può succedere in alcune zone della Liguria o in alcune zone della Toscana, delle Marche, ebbene allora lì automaticamente scatta un meccanismo di topofilia che fa apprezzare una determinata realtà. E ancora mi vengono in mente tantissimi anni passati in Versilia, dove che comunque mi richiamano ancora, a parte il carnevale, perché la Versilia è una piana, come la pianura che abbiamo, è vero, in Lombardia, con dietro dei monti alti, ma questi monti non sono a ridosso del mare, si possono guardare o raggiungere con calma. In realtà si può spaziare con i nostri piedi per chilometri e chilometri in piano. Sono argomentazioni che non devono essere viste come frammenti desunti da un contesto manicomiale, ma proprio sono alla base anche della cultura popolare. Nel momento in cui la cultura popolare decide di fare delle kermesse, delle manifestazioni in certi ambienti anziché altri, e a parte il carnevale posso pensare, non so, a tutte quelle manifestazioni tipiche del sud che vedono comunque il colle, la rocca,
a Montagne, mi viene soprattutto ovviamente l'Etna o il Vesuvio, come protagonisti inevitabili, insomma, di una ascesa dello spirito verso l'alto, appunto, che viene vista come necessaria e ineludibile. Ecco, sono frammenti di una sensibilità collettiva che da individuale diventa sociale e che ci induce appunto a ritenere la topofilia come una chiave di lettura fondamentale e importante e assolutamente importante di una determinata realtà. Poi ancora una nota sulla noia. Se io compro una casa in un certo posto, è automatico che ci ritorni sempre in quel posto e dopo un po' di tempo quel posto divenga a noia. Magari no, magari sì. Diventa, anche questo è una scommessa non solo col proprio destino ma con l'evoluzione del proprio carattere, evidentemente, perché insomma, non per parlare di argomenti più sfiziosi e delicati, ma il rapporto col partner è un po' la stessa cosa, cari ascoltatori e ascoltatrici, nel senso che si ama qualcuno nella misura in cui si riesce a superare la noia di stare con questo qualcuno. E quindi l'attaccamento al luogo, anche in questo caso come topofilia, diventa una scommessa con la nostra possibilità reale di amare fino in fondo le cose, gli oggetti, le persone, ma le cose sono lo specchio delle persone, perché senza la presenza umana questo mondo non avrebbe senso, credetemi. I villaggi vacanza, ecco appunto, i villaggi vacanza sono secondo me il simbolo più pastoso degli anni d'oro che abbiamo vissuto. I villaggi vacanza iniziarono dopo la metà degli anni 70 e cominciarono a declinare dopo il 2000, forse meglio dopo il 2005, quindi 30 anni d'oro vanno dal 75 al 2005. Il villaggio vacanza, ovviamente senza far nomi, Mediterranee e Valtura erano i più famosi, ma per carità, ce n'erano 10.000 e tutti quanti riuscivano a catturare in quei lustri d'oro una marea di giovani o meno giovani, naturalmente. I giovani avevano voglia più di divertirsi, i meno giovani avevano voglia di ritrovare quel gusto del divertimento che avevano vissuto in primeva età. Ma certo, tutti abbiamo assaporato quel gusto unico e irripetibile di andare in un villaggio vacanza con tutte con tutti gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, naturalmente, perché non a tutti piaceva, come dire, l'obbligo di riuscire a raggiungere la riva per fare delle sedute aerobiche o per sentire cantare o strimpellare qualcuno che poi è diventato anche famoso, perché moltissimi personaggi che oggi conducono in televisione e in radio sono passati dai villaggi vacanza. Il villaggio vacanza era il tentativo di ritrovare il paradiso terrestre. A noi sembrava in qualche modo di averlo perso, perché rinchiusi, prima parlavamo dell'isola, ma poi c'è anche un'altra forma di reclusione che è la città. Città più o meno grande, ma anche nelle città piccole comunque la sensazione, con l'aumento del cemento, delle strade, delle abitazioni alte ed inoccolate, quindi una sensazione di schiavitù e di mancanza d'aria, mi manca l'aria, quindi devo ritrovare un altro tipo di comunità che sia una finzione, che duri 20 giorni, un mese al massimo, per carità, perché poi dopo davvero, come dicevo prima, subentra la noia, ma dove io possa fare tutto quello che voglio in una dimensione di piacere, di ricchezza, di soddisfazione. Prima di tutto l'aspetto culinario, certamente, che ancora negli anni 70 era fortissimo, in una dimensione più di quantità che di qualità. Poi recupereremo col famoso chilometro zero il gusto di mangiare più sobrio ma più vicino alle nostre radici. Il villaggio vacanza era anche qualcosa di esotico, anche se poi era italiano o comunque europeo, però
ci venivano propinati piatti, gusti, contesti anche visivi di alimenti, dalla mattina alla sera, di sfondo e origine esotica, laddove evidentemente appunto il concetto di paradiso terrestre prendeva corpo nella misura in cui veniva associato a tutta una serie di piaceri che lascio alla vostra immaginazione. Perché nascondere che il maschio padano e il maschio italiano adolescente o di prima gioventù mirava ambiziosamente ad una conquista erotica nel villaggio vacanze? E certo, non era come baciare una ragazza in qualsiasi lido sconosciuto della penisola, tra una puzza di baccalà o di fritto misto. Voi capite che il villaggio vacanza permetteva di accedere anche a quella che chiamavamo una volta piccolo-media borghesia, appunto a una dimensione di a sfondo esotico, abbiamo detto, di forte raffinatezza, no? Laddove evidentemente la possibilità di riuscire a essere felice corrispondeva anche alla possibilità di raggiungere un livello di prestigio che ovviamente durava soltanto quei determinati giorni, perché poi ritornavamo a casa a rindossare i nostri stracci. Ecco perché ci vestivamo nella maniera migliore. E quando poi scoprivamo, ogni riferimento è puramente casuale, che oltre ai gatti c'erano anche nei villaggi vacanze delle fastidiose formiche che impestavano tutta la camera che ci era stata assegnata nel nostro bungalow o nella nostra piccola casetta appunto del villaggio vacanza, quando scoprivamo che dietro allo splendore c'era la fuffa, lo sterco, l'invasione delle bestie o delle belve, allora tutto questo poi costituiva un motivo di forte contrizione, di disappunto, di amarezza, che in maniera proditoria e menzognera noi continuavamo a tacere quando tornavamo a casa. Allora, Andrea, ti sei trovato bene? Ma benissimo, era tutto così pulito, così splendido, così meraviglioso, si mangiava da Dio. Ecco, voi capite che tutto questo meccanismo era qualcosa anche di farlocco, era qualcosa di montato, era qualcosa che apparteneva a quella grande finzione che sono stati gli anni d'oro della nostra vita. Certo, una finzione che rimpiangiamo anche negli aspetti più fetidi, più in qualche modo che tradivano il senso ultimo della nostra lealtà e della nostra voglia reale di vivere, ma faceva parte del gioco. Oggi i villaggi vacanza stanno smontando come quei baracconi dei circhi, come quelle grandi industrie che vengono smontate, quei capannoni che vengono smontati perché non funzionano più, non c'è più marketing, non c'è più richiesta di quel determinato prodotto. Ce ne sono ancora dei villaggi vacanza, ma è come se avessero finito la loro gloria, come se fosse un residuo del tempo passato. E un po' paradossalmente trovo un parallelismo fra quegli alberghi comunisti della Russia o dei paesi orientali che ancora sopravvivono a ricordo di quel tempo che fu, con questi monumenti al capitalismo godereccio, appunto, che adesso non vibrano più, sono diminuiti di numero, sono rimasti a dimostrazione che fino in fondo si difende un'idea, perché l'abbiamo detto in altre occasioni, niente muore mai, tutto si sedimenta nel mondo, nella storia. Niente viene cancellato, niente viene eliminato, e non sarà mai eliminato il carnevale, non sarà mai eliminato completamente il villaggio vacanza, saranno lì relitti dell'archeologia turistica che andranno tutti a visitare fra 100 anni per andare a capire appunto come si viveva una volta
come si amava, come si cantava, come si tentava di essere felici, Sì, perché poi in fondo molti di noi, dopo qualche esperienza traumatica nei villaggi vacanza, è ritornato al famoso alberghetto di Finale Ligure o di Civitanova Marche, perché in fondo capite che è meglio starsene tranquilli, senza troppo casino, senza troppo chiacchiericcio, senza mangiare troppo, perché non siamo nati per mangiare, mangiamo per riuscire a vivere, ma non siamo nati per mangiare, neppure in Italia. E così, il tempo passa, il tempo fugge e noi ci ritroviamo âgé, sempre usare un francesismo vero per parare i colpi e non usare brutte parole in lingua italiana, e per fare i conti con la nostra vita, con la nostra esistenza, e cercare appunto di selezionare nella memoria quello che veramente ci è piaciuto dei villaggi vacanza o di quant'altro. Ultimi minuti dedicati a una nota che riguarda in maniera diretta la radio. Oggi, 16 febbraio, sono 50 anni di Radio 105. Radio 105 ci ha accompagnato per tantissimo tempo, naturalmente. Tenete conto che io 50 anni fa veleggiavo verso i 20. Era il boom delle radio private, a cui seguirà il boom delle televisioni private. Erano gli incredibili, mitici, misteriosi, contraddittori anni 70. Erano anni in cui si chiedeva libertà dallo Stato, libertà dalla RAI, libertà anche da parte del Nord, perché sono lì anche le radici del leghismo. Non dimentichi, le radio private sono anche e soprattutto del Nord, perché in qualche modo assecondano quella voglia di sentire voci più vicine alla nostra cultura di piccola patria. Naturalmente questo poi non escludevano altre voci lontane, amabilissime e dolcissime, come quella di Pino Colizzi, ma allora nasceva un gusto, una situazione, scaturivano una dopo l'altra le varie Radio Novara, Radio Biella, Radio Treviso e compagnia bella. Ecco allora il 16 febbraio Radio 105, che si propone fin dall'inizio come una radio di musica, con intrattenimenti ovviamente di informazione o di commento, soprattutto con voci giovanili, che ancora oggi la fanno da padrona. Sono voci di persone giovani o relativamente giovani, al massimo cinquantenni, che comunque accompagnano la nostra giornata a commento di una musica che ho sempre trovato più che discreta. Tra qualche giorno saranno anche i 60 di Radio Monte Carlo, ma ci ritorniamo. La musica, io non amo direttamente le radio musicali, però ammetto che da giovane le ho seguite tanto, non perché non mi interessasse il parlato, che ho sempre seguito da Radio 3 per arrivare ovviamente fino alla nostra magnifica radio. Però ci sono dei momenti della giornata in cui uno vuole sentire prevalentemente soltanto la musica, e questo permetteva a Radio 105 di troneggiare per tantissimo tempo, abbiamo detto, con delle voci fresche, giovanili, che ovviamente invitano alla gioia di vivere, sempre a quella giovinezza che la fa da padrona nonostante tutto. E ancora vorrei citare fra le tante voci Linda, che trovo una voce limpida e molto suadente, non pensate a cose che non c'entrano niente, a sfondo amoroso non c'entra niente. Le nostre voci, anche le nostre voci di Radio Libertà, sono voci in qualche modo sacre, che non debbono essere reimpastate con il groviglio dei sensi.
neanche quella di Pino Colizzi, si intende. E allora Radio 105 è ancora una forza vitale dopo 50 anni, anche se un po' come i villaggi vacanze, chiudo, qualcosa è morto, di quello spirito di allora qualcosa è morto. Si sentono hanno successo ancora queste radio, ma perché rappresentano una voce che arriva oramai dal passato e si ripresenta il futuro in termini non più di impegno di scommessa, ma di facile passatempo. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre!